serie di incontri serrati dell'ultima settimana il governo è vicinissimo a chiudere l'intesa sull'autonomia del Veneto, a dirlo il ministro veneto Erika Stefani. Accelerano i tempi della giustizia in Veneto che restano comunque lenti, si mantengono stabili i reati, alcuni dei dati che emergono dall'inaugurazione dell'anno giudiziario a Venezia. È andata ancora deserta l'asta del cantiere di via Sansovino a Mestre, oramai meta di sbandati e delinquenti, la proposta contro il degrado di Don Natalino Bonazza. Villetta a fuoco ieri sera a Salzano, salvi i proprietari che per fortuna erano usciti da casa per andare a prendere il figlio in palestra, l'allarme lanciato dai vicini. L'inchiesta sulle mani della camorra nel nord-est con il caso crack Gaiatto a Portogruaro per diverse decine di milioni di euro, chiesto il fallimento delle sue finanziarie. Nuova polemica da parte di un gruppo di pendolari di Pellestrina a servizio dei vaporetti a CTV indecente, dicono siamo costretti a viaggiare al freddo polare. PD contro l'amministrazione sul tema degli spazi pubblici per le numerose associazioni presenti nel Comune di Venezia. Il Partito Democratico torna a farsi sentire a Cafarsetti. Una buona serata, ben ritrovati con il telegiornale da Venezia e allora partiamo dalla trattativa tra i ministeri leghisti e quelli a guida 5 Stelle sull'autonomia del Veneto. È vicina alla conclusione, il testo dell'intesa assicura il ministro Stefani è già in gran parte definito e contiene tutte e 23 le materie chieste dalla Regione. Sentiamo. Siamo in delle battute finali sulla redazione e la definizione di quella che è la bozza di intesa, l'intesa stessa. Dopo la serie di incontri serrati dell'ultima settimana, il governo è vicinissimo a chiudere l'intesa tra i diversi ministeri sull'autonomia di Veneto, Lombardia ed Emilia-Romagna. Ad annunciarlo il ministro agli affari regionali Erika Stefani. Vi è stato un grande dialogo anche con tutti i ministri sia del Movimento 5 Stelle che di ministri della Lega, e sono state superate a mio avviso alcune perplessità che erano state avanzate da alcuni ministri ancora nel corso dell'autunno. Io spero e auspico che queste siano quelle ultime 2 settimane veramente determinanti. Il termine di questa fase del percorso verso l'autonomia resta quello fissato alla fine dello scorso anno, 21 febbraio. La scadenza è stata data dal Presidente Conte, è stato un sollecito nei confronti di tutto il Governo e tutti i ministri di rispondere a quella che è una domanda di autonomia molto forte. Il confronto non ha annacquato i contenuti di un'intesa che porterà a un provvedimento vero e non di facciata, garantisce il Ministro. Gli aspetti tecnici sono per la gran parte già definiti. Le 23 materie ci sono tutte, questo è indubbio. E la declinazione interna è abbastanza articolata perché sono materie, vedesi per esempio l'ambiente, che dal 2001, tempo in cui è stata approvata, è stata modificata la norma della Costituzione 116 terzo comma, è cambiato veramente il mondo per quanto riguarda anche la materia ambientale, assolutamente molto complessa, ma proprio tecnicamente complessa. Meno vicino a una definizione il tema cruciale delle risorse. Il criterio della spesa storica, puntualizza Stefani, è necessario in questa fase per non penalizzare le regioni del sud, ma in futuro dovrà essere superato in favore di un sistema più equo. Il costo storico è la base iniziale cioè il primo step. Il raggiungimento di quello che è l'obiettivo, quello dei fabbisogni standard, che nella previsione, nella domanda che io ho fatto, che ho sottoposto al MEF, è quella che entro un anno devono essere strutturati i costi standard e i fabbisogni standard. Questo è un procedimento che coinvolge tutta l'Italia, cioè tutte le regioni dovranno conformarsi ai principi che sono sottesi proprio al fabbisogno standard. Ministro Stefani, che era presente oggi all'inaugurazione dell'anno giudiziario a Venezia, da cui emerge che i tempi della giustizia in Veneto stanno accelerando, ma rimangono comunque decisamente troppo lenti e si mantengono invece generalmente stabili i reati. Aumenta in Veneto la presenza della criminalità organizzata, crescono i reati economico-tributari e quelli a sfondo sessuale. Calano invece drasticamente gli omicidi volontari, 51 nell'ultimo anno contro gli 83 del precedente, ma risultano più che raddoppiati i tentati omicidi, da 77 a 186. I dati sono stati diffusi dal procuratore generale della Corte d'Appello, Antonio Mura, durante la cerimonia di inaugurazione dell'anno giudiziario a Palazzo Grimani.
Sostanzialmente abbiamo dati che solo per alcune figure di reato si discostano dal trend degli anni passati, ma non in un modo che possa segnalare impennate e nemmeno purtroppo naturalmente cadute di certe figure criminose. In calo le pendenze, che erano oltre 73.000 nel 2016 e sono scese a meno di 67.000 nel 2018, nonostante la cronica carenza di personale amministrativo negli uffici. Le procure della Repubblica hanno un tasso di smaltimento che ha superato l'unità, nel senso che cioè ci sono meno procedimenti pendenti nelle procure rispetto all'anno scorso. Questo in una condizione operativa problematica credo sia un altro fattore che la cittadinanza può apprezzare come ragione, spero, di fiducia. Sul fronte delle buone notizie scende anche la durata dei procedimenti. Per arrivare a una sentenza occorrono mediamente 100 giorni in meno nel civile e 78 in meno nel penale rispetto allo scorso anno. I processi penali prescritti sono stati il 37,5%, un numero decisamente alto ma nettamente inferiore al 54% di 2 anni fa. È soprattutto il tema degli organici a preoccupare i magistrati intervenuti alla cerimonia, alla quale ha presenziato la Presidente del Senato Elisabetta Casellati. È la prima volta che la seconda carica dello Stato partecipa all'inaugurazione di un anno giudiziario a Venezia. Al suo fianco la ministra Erika Stefani, il governatore Luca Zaia, il patriarca Francesco Moraglia, il sindaco Luigi Brugnaro e il presidente della Commissione Giustizia del Senato Andrea Ostellari. E la Corte d'Assise d'Appello di Venezia ha confermato la condanna a 18 anni emessa in primo grado nei confronti di Dragan Miladinovic, il 28enne serbo accusato di aver ucciso Matteo Venturini, 38enne veneziano. Il fatto accade la notte tra il 16 e il 17 febbraio del 2017, quando Venturini e Miladinovic avrebbero discusso, pare, per una questione di droga. Lo straniero avrebbe poi picchiato e abbandonato il veneziano, lo ricorderete, nel fiume Tergola a Vigonza. Venturini era stato soccorso dal 118, alcuni testimoni lo avevano visto muoversi in acqua, ma era morto poco dopo all'ospedale. Nel 2018 la Corte territoriale padovana aveva condannato lo straniero a 18 anni, sentenza confermata, abbiamo detto, anche in secondo grado. Cambiamo tema, è andata nuovamente deserta l'ennesima asta del cantiere degli alloggi di via Sansovino a Mestre, ormai nel degrado e meta di sbandati e delinquenti. Sulla questione ha voluto prendere parola e mandare una proposta al sindaco Brugnaro e il parroco della comunità di San Giuseppe, don Natalino Bonazza. La settimana scorsa è andata deserta anche l'ultima, l'ennesima, asta per il grande cantiere di via Sansovino e viale San Marco a Mestre, con i suoi 100 alloggi mai finiti dalla ditta Protec, che aveva avviato i lavori nel 2009, con il cantiere abbandonato oramai dal 2013 e trasformato in dormitorio clandestino dagli invisibili. E il degrado è visibile sotto gli occhi di tutti, a cominciare da questa casetta prefabbricata, chiamiamola così, un tempo luogo di sosta degli operai, e adesso invece vediamo con le nostre telecamere diventato un luogo di ritrovo di sbandati, addirittura il loro giaciglio. Appartamenti che avrebbero dovuto essere realizzati grazie alla permuta che ha consentito al comune di acquisire Villa Erizzo, oggi biblioteca civica della città. Stanco di tanto degrado prende parola anche il parroco di San Giuseppe con la sua proposta al sindaco Brugnaro: cambiare la destinazione d'uso residenziale, dice. Sta cambiando la città intorno a Viale San Marco, pensiamo a tutto quello che succede nella zona di via Torino con lo sviluppo delle attività universitarie. Quindi col bisogno che c'è di residenza non solo per gli studenti, probabilmente anche per il personale addetto e per i docenti. Spacciatori, delinquenti e sbandati, stroncati dagli stenti, dalla sfortuna ma anche dall'alcol, vivono qui oramai abitualmente. E vediamo come a distanza di poco meno di un mese dal nostro ultimo servizio le cose siano rimaste esattamente tali e quali, con il guardrail ancora buttato a terra come è stato fatto da chissà chi, e non è stata neanche transennata la zona, almeno per far vedere che la cosa non restava nell'immobilismo e nell'indifferenza più totale. Per don Natalino è necessario terminare i lavori anche per ridare vitalità economica al viale San Marco. Quindi sarebbe bello, interessante se chi ha la possibilità, pensasse di acquisire questo immobile per dargli una destinazione che sicuramente fa vivere il quartiere, perché, per dirlo con una battuta, anche gli studenti universitari poi comprano pane e latte o qualcosa che gli serve per tutti i giorni, quindi il quartiere ne avrà beneficio.
Un incendio ha devastato un intero piano di una villetta a Salzano. L'allarme ieri sera, poco dopo l'ora di cena, all'interno dell'abitazione. In quegli istanti fortunatamente non c'era nessuno. I padroni di casa infatti erano usciti per andare a prendere il figlio in palestra. Sono stati i vicini a chiamare i vigili del fuoco dopo essersi accorti che dall'interno proveniva del fumo. I pompieri hanno raggiunto l'abitazione con diverse squadre e sono riusciti a circoscrivere il rogo che ha comunque danneggiato buona parte della villetta. Le pareti sono state annerite dal fumo e un intero piano della casa è andato distrutto. E ora parliamo di patenti facili con falso istruttore. Autoscuola di Oriago di Mira chiusa per un mese, così anche nelle sue 2 filiali di Marghera e Chirignago non si potranno dare lezioni di guida. I dettagli. Patenti facili con il falso istruttore, a scoprirlo i carabinieri della tenenza di Mira per questa autoscuola che vedrà sospese le sue lezioni di guida per ben un mese. Il provvedimento a carico dell'autoscuola Gruppo 2000 di Oriago di Mira, con le sue 2 sedi di Catene, di Marghera e a Chirignago. Provvedimento che scatterà dal prossimo 1 marzo. Il falso istruttore è un 62enne di Mira, considerato la mente di queste patenti facili. A suo carico già nel 2016 delle pendenze con la giustizia e riguardanti l'ottenimento di queste patenti facili attraverso stratagemmi elettronici a pagamento. Con busserelle infatti che andavano dai 2.000 ai 3.000 euro faceva superare l'esame di teoria agli stranieri, ma scoperto dalla polizia stradale di Treviso per questo reato aveva patteggiato una pena di 3 anni e 4 mesi che stava ancora scontando con l'affidamento in prova ai servizi sociali. Provvedimento questo che sempre nel 2016 gli era costata anche la revoca dell'autorizzazione dell'autoscuola, successivamente riottenuta cambiando l'assetto sociale con l'esclusione della sua persona nella nuova gestione dell'Autoscuola 2000. E ora torniamo a occuparci delle infiltrazioni della camorra nel nord-est con i quasi 4.000 truffati dall'ex broker Gaiatto di Portogruaro in cella da dicembre scorso e con la novità che arriva dalla Croazia dove è stato chiesto il fallimento delle finanziarie intestate alla moglie. Continua l'inchiesta sulle mani della camorra nel nord-est, in particolare a Portogruaro, per il crack milionario per diverse decine di milioni di euro della Venice Investment Group, facente capo al falso broker Fabio Gaiatto, 43 anni, arrestato come noto a dicembre scorso, insieme ad altri 6 affiliati alla cosca camorrista, con ai domiciliari pure la moglie, Naima Romani, titolare dell'altra ditta, facente capo, sempre 2 consorti, la Forex, dove venivano veicolati ingenti somme di denaro sottratti ai risparmiatori. Ebbene, la notizia di oggi è che per le 2 finanziarie è stato chiesto il fallimento dell'Agenzia delle Entrate della Croazia, dove hanno sede altre società riconducibili a Gaiatto & Company. Ditte che la Procura di Pordenone vorrebbe mettere all'asta per risarcire i tanti truffati. Al momento più di 4.000 in tutta Italia e non soltanto. L'apprezzamento all'incessante lavoro dei magistrati da parte del legale che segue oltre 300 dei truffati tra i comuni di Portogruaro, Fossalta, San Donà e Montebelluna, solo per citarne alcuni. Un caso come questo di una procura che ha lavorato in maniera così efficace, così pronta e così anche e soprattutto attenta alle esigenze di queste persone che davvero sono rimaste sul lastrico, l'ho vista davvero poco, dei magistrati bravissimi, davvero competenti, per cui meritano un plauso assoluto pur dal mio umile scranno. Intanto continua a fare la bella vita l'autista tuttofare di Gaiatto, il trevigiano di Trevignano Robert Gendron, nei confronti del quale nei giorni scorsi è stata depositata la richiesta di rinvio a giudizio a Cuba, dove fa l'agente di viaggio per turisti italiani. Nuova polemica da parte di un gruppo di pendolari di Pellestrina, servizio dei vaporetti ACTV indecente, dicono siamo costretti a viaggiare al freddo polare. Vaporetti al freddo polare perché senza l'aria calda del riscaldamento e per giunta l'ERCI oltre misura. È l'ennesima e nuova denuncia che arriva da alcuni nostri telespettatori, sempre di Pellestrina. Prendono il battello ACTV che al mattino li porta dagli Alberoni al Lido fino a Venezia. Tra loro anche il signor Alvise. Raccontano di come costretti ogni giorno ad alzarsi alle prime luci del mattino per andare al lavoro si trovino obbligati a viaggiare pure al freddo perché il ferryboat è senza l'impianto di riscaldamento. Problema non di adesso, in quanto già 2 anni fa si presentava lo stesso disagio, raccontano sempre gli stessi telespettatori, che per raggiungere il centro storico dal Lido si alzano tutti i giorni alle 5 per prendere il vaporetto delle 5:30 circa.
Immediata la risposta di ECTV da parte dell'Ufficio Relazioni con il Pubblico, la stessa di 2 anni fa. Della serie ora come allora la vetustà della flotta non consente l'installazione di un impianto di riscaldamento, si legge nella nota, per problemi di spazio o di tonnellaggio. Indecente, lamenta il gruppo di pendolari, che si debba viaggiare su mezzi degli anni 50 a fronte di abbonamenti pari al costo di gioielli. Ieri vi abbiamo parlato dei poteri straordinari conferiti dal commissario per l'emergenza maltempo in montagna Zaia ai sindaci, che Zaia proprio oggi ha specificato che sono stati spesi circa 50 milioni di euro per le opere urgenti già concluse, attivate o in procinto di partire nei comuni colpiti dall'ondata di maltempo di fine ottobre e inizio novembre in Veneto. Lo ha annunciato, come detto, Zaia. Tra le opere eseguite in questi 2 mesi trascorsi, quelle più complicate e importanti hanno riguardato i settori idraulici e di difesa del suolo e il settore della viabilità, in gran parte anche in sostituzione delle amministrazioni comunali. È previsto l'arrivo di una seconda tranche di finanziamenti statali per circa 150 milioni. Di questi una quota di una quarantina di milioni verrà assegnata come anticipo ai 20 sindaci che sono stati nominati soggetti attuatori per la pulizia dei boschi, in particolare dunque schiantati dal maltempo. Ci fermiamo ora per qualche istante, rimanete come sempre con noi. Di nuovo insieme in diretta con le notizie di Antenna 3 da Venezia. Il presidente veneto del Codacons spiega le ragioni della diffida inviata dall'Associazione dei consumatori al sindaco di Venezia, Luigi Brugnaro. Facciamo finta che sia come una banda di criminali, PM10, PM25, eccetera. È una banda di criminali. Non possono essere combattuti con delle circolari. Sono rimasti solo sulla carta i provvedimenti contro l'inquinamento del comune di Venezia, secondo il presidente veneto di Codacons, Franco Conte, che ha inviato una diffida al sindaco Luigi Brugnaro chiedendogli di effettuare quei controlli, secondo lui mai avvenuti durante l'ultimo blocco del traffico. Questa è la prima questione che diciamo al sindaco, e cioè non può pensare di avere fatto il suo dovere solo perché ha messo la sospensione per la circolazione delle macchine. Quella è appunto una grida manzoniana, poi magari spesso appunto manca il controllo ai valichi di accesso alle città e quindi è assolutamente inutile. Oltre alle necessarie sanzioni per gli automobilisti trasgressori, da effettuare anche con l'aiuto di strumenti tecnologici, l'appello di Conte è a smettere di minimizzare il problema. Non è cosa, sostiene, da risolvere con una battuta spiritosa. Qua bisogna che sia chiaro il pericolo di questi elementi inquinanti dell'atmosfera, sono gravissimi, sono migliaia le morti all'anno e soprattutto sono morti che incidono sulla qualità della vita, sulla qualità poi della nostra tarda età, sulla qualità della mobilità. La gente è costretta a stare in casa per non uscire e gente uccisa 2 volte. Intanto il Partito Democratico torna a farsi sentire a Cafarsetti sul tema delle centinaia di associazioni cittadine e dei loro bisogni. PD contro l'amministrazione sul tema degli spazi pubblici per le numerose associazioni presenti nel comune di Venezia. Queste associazioni non sanno ancora ad inizio anno delle proprie attività che fine faranno, non sanno se la loro sede sarà confermata e soprattutto non sanno ancora quali saranno i criteri adottati. La soluzione individuata dall'amministrazione, quella di una registrazione online per quanti vogliono fare richiesta di una sede, non convince i democratici per diverse ragioni. Il Comune di Venezia ha una grandissima fortuna che ha nel suo territorio circa 1 migliaio di associazioni che costantemente si impegnano nel territorio, di volontari che dedicano il loro tempo gratuitamente per gli altri, per la cultura, per la socialità, per lo sport. E il Comune in contropartita cosa fa? Gli chiede burocrazia, dovendo iscriversi a portali fantomatici, aumentando la necessità anche associazioni che molto spesso non sono molto adatte nel campo informatico di fare iscrizioni online. La maggior parte degli spazi pubblici, ricordano i consiglieri PD, prima dell'era Brugnaro era gestita in modo decentrato, con risultati decisamente più apprezzabili di quelli attuali. Forse una volta con le municipalità tutti questi problemi non c'erano. Allora noi richiediamo a questa amministrazione, facciamo un passo indietro, stiamo dalla parte di chi dà qualcosa, stiamo dalla parte sul serio del volontariato. Era l'ultimo servizio per questa sera, io vi ringrazio per l'attenzione, vi lascio come sempre alle previsioni del tempo e vi auguro una buona serata e una buona domenica. Arrivederci.
L'Unic Star, le uniche pagliette antibatteriche in commercio, prodotte anche per i marchi più importanti, sia nazionali che internazionali. Ben ritrovati al meteo. Nel Veneto cielo nuvoloso o molto nuvoloso, con probabili precipitazioni deboli e diffuse tra il pomeriggio e la sera. Non si escludono locali nevicate fino a quote collinari. Temperature minime intorno ai -3 e 0 gradi, massime tra i 3 e 6 gradi. Vediamo che tempo farà sul Friuli Venezia Giulia. Il cielo si presenterà variabile al mattino, nuvoloso o coperto dal pomeriggio con probabilità di qualche precipitazione locale in serata. Temperature minime comprese tra i -3 e 0 gradi, massime comprese tra i 5 e 9 gradi. Vediamo infine la situazione meteorologica del Trentino Alto Adige. Alternanza di sole e nubi per tutto l'arco della giornata su tutti i settori. In serata possibili precipitazioni ovunque. Temperature minime comprese tra i 4 e 5 gradi, massime oscillanti tra i 10 e 12 gradi. Dal meteo di Antenna 3 è tutto, arrivederci al prossimo aggiornamento. L'Unic Star, le uniche pagliette antibatteriche in commercio, prodotte anche per i marchi più importanti, sia nazionali che internazionali.